Said, chiamici a Hillary e Totti, mi stai abituando a chiamarli fuori orario, perché capire che succede da casa, perché non è che me la contano sempre giusta. Ora, così perché li colgo di sorpresa. Dai, Ido non c'è. Ido non c'è. Ciao Paparetta! Ciao Barbaro, amico mio carissimo, come stai? Ciao Johnny! Come Johnny? Tanto per cambiarti ogni tanto il nome per mettere un po' di pepe spezze nella conversazione. A me oggi mi frega niente perché sono di buon umore, sono entusiasta, non vedo l'ora di iniziare sto programma insieme, te lo giuro. Finalmente mi hai sorpreso, sei oggi contenta, felice? Muto, stare muto, ti scippa testa, muto, palleggia! Dimmi, che stai a dire? Ti ho sentito. No, dicevo, oggi ti vedo un pochino energica. Ma sono energica perché sono entusiasta, te l'ho detto. Mi va bene tutto di quello che abbiamo detto finora, La parrucchiera, tua cugina che mi fa i capelli. Ma come si chiama, non me lo ricordo? Stefani. Muto, che stavo parlando con te da stare muto! Ma Pareddo, però sta parlando con me che mi ha fatto una domanda. Grazie. Mi fa parare la carusa, no? Grazie, amico mio. Prego. E devo dire un'altra cosa, per il fatto dell'alloggio, va bene pure a stanza singola, non me ne frega niente dalla suite, a stanza giochi dei bambini. E vicini chi mi tengo io? Da stare muto, sei da tenere, magari mi faccio da tenere. Non da citare, ma chi ti ha picchiato oggi? Vitamine che sei su vecchio, vero? Sì, oggi no, sto. ti volevo dire, non ti preoccupare, non da citare, non fare così, io faccio tutto quello che vuoi, tu palleggia, Papareddo. Oggi vedo però un poco ammacciato. Successa che cosa? Siamo lasciati in casa. Ah? No. Come la Da stare muto, perché ci raccontare tutte cose, non ci faccio più una crisi mi pare, una crisi mi pare. Però scusami, tu i panni sporchi si lavano in famiglia, tu che mi dici così Quando marito è puriello, manca la moglie, povere. E usaccio, ma... Chiuri, Said, che non voglio che siamo testimoni, chiuri. Certo, appena avere discussioni forti, perché per lasciare sicuro di una cosa andata adesso, la discussione leggera non fu. Ora dico io, Idda di essere mi sta cominciando a apparire Idda, ma Idda che ci arriva una cosa andata adesso e cascandera, comincio ad avere i miei dubbi. Donne, siate clementi con i vostri mariti quando andate a fare shopping, spese in giro e voi portate tipo cagnolino appresso che poi gli dice aspetta qua, aspetta qua. Poi gli dici puoi entrare e tu trasi, oppure dice qua non entrare, non ti conviene, o marito aspetta fuori passeggiando, mamma mia, mi fa una pena, mi fa una tenerezza, lasciatelo stare a casa il marito, lasciatelo stare, per lui è una via crucis, lasciatelo vivere, liberate i mariti dallo shopping. Volevo manifestare il mio cordoglio a tutte quelle mogli che hanno a casa un marito che non vuole fare niente tutto il giorno, ci si dia. Esiste una cesta per i vestiti dove mettere i vestiti sporchi, lui non dovrebbe fare altro, quando c'è qualcosa di sporco lo infili in questa cesta, è colorata, si trova subito, ma il ci arriva e le cose le butta a casa, è un delirio, un inferno, manca visti 5 anni. Ci si dia. Non ti preoccupare che sogno solo ma sta per come... Scusa, posso... Ma dico, ma chi è in modo che mi si parla al telefono mi pare dalla uccianicchia? Ti dovrei dire una cosa, allora tu lo sai, io non sono una persona polemica, però quando abbiamo iniziato il programma tu ci avevi detto ragazzi vi do un posto per le macchine così arrivate e parcheggiate tutti sereni. Sì, domani. E arriva Angelino con la lava e parcheggia al posto di Salvo al posto di Antonella, Antonella al posto mio e io non ho spazio per la mia macchina. Ma non hai spazio? Quando hai avuto posto macchina? Il mio è così e c'è posto così. Allora, due sono le cose. O ti fa tamponare e ti stringi la macchina, oppure ti accatti il monopattino. E quale devo scegliere? Io opterei per la prima, fai meno traffico. Per la prima. Che amarezza. Non fate il rumore che sennò graffia. Ma no, Ayata, mia moglie.
che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie e sto uscendo pazzo. Sì, perché io sono prudente, ma Ida è esagerata. Mia moglie è cintura nera di amuchina. Sì, ave la mucchina ammucciata a un neghe. Tutto quello che facciamo l'amo a fare con la mucchina. I vestiti con la mucchina, o mangiare con la mucchina, o bidet ne l'amo a fare con la mucchina. Cioè le mutande quando vedono spuntare a mia moglie si fanno un signore a croce si fanno. Ma tu immagini? Mia moglie pulisce dalla mattina alla sera. L'altra mattina mi sono svegliato e ho trovato mia moglie che stava pulendo ca mascherina, chi guante e cu camice. Ci disse amore, questa all'inizio era una sala da pranzo, ora sta diventando una sala operatoria. Un bello provolazzo, non c'è più. A casa mia la polvere non esiste. Gli acari che abitavano a casa mia da anni sono stati costretti a emigrare nell'appartamento accanto. Mia moglie l'aspettava tutte le mattine ca paletta, tipo posto di blocco. L'ultimo acaro latitante si era nascosto dietro un termosifone. Mia moglie un cagliò, ci domandò l'autocertificazione e ci fece 400 euro di multa. Ma tu immagini? Ora dice, ma allora perché non te ne esci tu? E infatti io me ne esco fuori, solo che l'unico problema è che ogni volta che esco da casa puntualmente mi dimentico la mascherina. Per me la mascherina è un trauma, la mascherina è complicata. Io l'altro giorno ero che passeggiavo in mezzo alla strada, a un certo punto ho visto da lontano una donna bellissima. C'aveva la mascherina ma un corpo meraviglioso. Ora io mascolo sicolo sono, quindi appena ho visto questa donna meravigliosa ho attraversato la strada e gli sono andato incontro. Oh, quando questa donna ha visto che io le andavo incontro, mi è venuta incontro pure lei. Cioè io andavo incontro a lei, lei andava incontro a me, io andavo incontro a lei, lei andava incontro a me. Quando questa donna meravigliosa è arrivata a 1,5 metri da me, mi schiacciò l'occhio. Io dissi, Casi, meraviglioso, è arrivata a 1 metro da me, si è tolta la mascherina. Era mesoro. Ma tu immagini? Diventasse pazzo io. Ma intanto a casa non ci posso stare, io devo uscire per forza. Perché c'è mia moglie che pulizia a tutte le ore. L'altra mattina l'ho trovata che puliva e c'aveva in una mano lo Swiffer tipo spada di D'Artagnan e nell'altra mano contemporaneamente un mocio che secava in terra, ma secava così forte che a momenti si vedeva la signora del piano di sotto. E allora sono dovuto uscire per forza. Sono uscito a farmi una passeggiata con la mascherina. Dopo mezz'ora di passeggiata con la mascherina, mi dovete credere, sudavo freddo, mi girava la testa e mi sentivo male. A un certo punto mi sono stancato e mi sono appoggiato a un muro. Sopra la mia testa c'era un bicchierello affacciato al balcone che mi fa: signor lei, con la mascherina forse non muore di virus, ma senza leva muore occupato. Said, prepara tutto così che sono in linea. Chiddo! Sono in linea con chi non da casa. Tu vieni a dirlo. Chiddo! E vinci, io e vinci. Vai. Già stai piangendo perché tu sai che hai a che fare con me, lo sa. Salve, Ciao. dalla redazione esterna il vostro Marco Kiddo con il collega Chino e le nostre spalle Marte. Perché sta Ciò facendo... che abbiamo cercato con tutti gli sforzi immaginabili di debellare ci ha sovrastato e sconfitto. Il nostro collegamento si finisce qui. Madonna, mi fa tenerezza. Mi stai sentendo? Tu mi senti? Mi senti? Dammi in cenno sono fatto a vire, non ti sì? Mi stai sentendo? Quando ti dico io tu potti, va Ma bene? nulla sono valsi gli sforzi da noi tutti attuati per far restare in vita questa rubrica da Marte. Mi dispiace. E con nostro rammarico vi comunichiamo che da domani potete soltanto ascoltare le notizie virate, pilotate, mendaci, accondiscendenti. Ma questo è un altro discorso. Vabbè, anche cercate, ne viene cassotta. Ciao, si può dirlo. Chiedo venia per il temperamento non consono, ma sono questi i momenti, vedete, che
nonostante l'impegno profuso da noi tutti della redazione esterna, stendono un velo pietoso sul potenziale di una tecnologia che virerebbe i nostri sforzi invani a delle soluzioni definitive sul futuro del nostro amato pianeta Terra. Su puttao, Said, che significa su puttao? Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Da Marte il vostro inviato Marco Chiddo e il mio il mio ex collega Chino. Per ora è tutto, anzi per sempre è tutto. A voi la linea. Said, vedi che ce l'abbiamo fatta, lo vedi, Said? Appena c'è? No, non voglio dire nulla, c'è dire eschino, signori, eschino. Oggi voglio stare da solo. Signora, se lei già è ingrassata di 1 chilo, non va bene. Va bene, comunque, ci vediamo allo studio. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, Dica. dottor Filadelfio Grasso, Sì. dietologo, come dicevo il nome. Non va? Vabbè, il nome fa pensare a Grasso. Lei come si chiama? Io, Gianfranco Losicco. Lei lo sicco, insomma, anche lei. Mi dica un po', lei quanti anni ha? Sono nato il 26 agosto, si faccia il conto. Ci faccio il conto. Senta, lei quanto pesa? E non lo so. Guardi, lì c'è la bilancia. Salga su e mi dica il peso. Che numero c'è? 11,1 kg. E che cos'è, un bambino? No, venga qua, si secca. Venga, si Ma può accorga. essere che sbagliato. 111 kg, Può complimenti. essere mai, ma sarà l'abbigliamento. Sì, certamente, è possibile. Guardi, lei ha intolleranze? La mia famiglia, non ne posso più, me ne voglio andare. Intolleranze alimentari? No, vabbè. Lei è vegano o vegetariano? Più vegetariano. Vegetariano. Infatti io mi alimento molto di pollo, di crapetto, queste cose qua. Che sta dicendo? I vegetariani mangiano solo verdura, non mangiano carne. Perché che carne? Ma mangiano solo erba, verdure. Appunto, la pecora mangia l'erba, la gallina mangia l'erba, vuol dire che quelle carni sono carni erbivore, mi perdoni. E io me le posso mangiare. Lo sicco, non funziona proprio così. Guardi, lei svolge attività fisica? Molto, tutti i giorni al lavoro e solo attività fisica. Cioè, che lavoro fa? Io sono usciere dalla regione Sicilia. E l'attività fisica dove? Quando vengono gli onorevoli, dottore, Sì. Benetto. Senta, signor Losicco, mi vuole dire la sua dieta giornaliera come è composta? Come deve credere, io mangio come un uccellino, intanto in Per casa. esempio, lei a colazione la mattina cosa mangia? Faccio un poco dolce e un poco salato. Cioè? Un'arancina, una pezzetta, una cipollina e un cornetto, però il cornetto integrato, no, senza niente. Certo, per compensare. Comunque il cornetto si dice integrale. Sì. E il caffè senza zucchero. Sì. A pranzo invece cosa mangia? Solo pasta, un piatto di pasta e ci ho detto pure a mia moglie, siccome voglio dimagrire, dimezza la quantità della pasta. Fatto E bene. l'abbiamo E dimezzato. quanto ne mangia? 250 grammi. 250? Perché prima ne mangiava mezzo chilo? Ma solo pasta mangiavo. Alla faccia. E la sera a cena invece cosa Non mangia? era niente, latte. Mi bevo una tazza di latte e 4 bocconcini. Una tazza di latte con 4 bocconcini I piccoli. bocconcini che compro io sono così. No, in questo caso quelli sono 4 filoni. No, il mio panettiere li chiama bocconcini lunghi. No, non va bene così, non va bene così. Allora lei adesso seguirà questa dieta che dico io. Dunque lei deve mangiare 5 volte al giorno. Questa è una cosa che mi fa piacere, vede? La mattina a colazione lei deve mangiare 2 fette biscottate con un tè molto blando, va bene? Ma le fette biscottate me le posso mangiare tutte insieme o me le posso companeggiare le fette biscottate? No, le fettine lei le può intingere nel tè e se le mangia. A metà mattinata lei mangerà 10 mandorle. 10. Non più di 10. 9 sì, 11 no. Non mi sbagli assolutamente. A pranzo lei deve mangiare 50 grammi di pasta con 2 gocce di olio Evo, proprio 2 gocce. Dato che sono 50 grammi, non c'è manco bisogno di fare bollire l'acqua, e metterci una recentata. 50 grammi di pasta e una piccola insalatina. A metà pomeriggio ho 10 mandorle oppure una frutta a scelta. Un'anguria è possibile? No, assolutamente. Un frutto, No, una mela, una pera, o le mandorle o la pera. Un frutto piccolo. Devono essere pure piccoli. Piccole, sì, No, assolutamente.
Poi la sera una fettina di pollo, 70 grammi di 70 grammi? 70 grammi di pollo. E se io vado dal macellaio e ci dico 70 grammi di pollo, quello mi dice, ma che c'hai invitati tutto questo pollo? Vabbè, lei comprerà una bella fetta di pollo e poi se la porziona. 2 gocce di olio. Inizia, tutto quest'olio non viene troppo poi assammarato. No. È una piccola insalatina. Ecco, scondita però. Tutto questo dal lunedì al sabato. La domenica, giorno libero. Oh, questa è la bella notizia. Cioè io domenica posso mangiare tutto quello che voglio. No, lei può soltanto bere acqua dalla mattina alla sera. Bene? Ma scusi, ma a meno casata? No, acqua naturale, temperatura ambiente. Dal rubinetto. Assolutamente, sì. Vabbè, dottore, Lei, mi faccia questa dieta. E prima deve pagare la visita. Deve pagare. Ah, già no, mi scusi. capita. Avendo sentito la dieta, Capita. quant'è? 150. 150, sì. Ecco qua, bene. Sì, allora le preparo la dieta. Non c'è bisogno. Come no? Non serve. Siccome lei per dire 4 minchiate si è preso 150 euro, a me mi è passato l'appetito. A questo punto c'è la palermitana, mi passò l'appetito con 150 euro che si piglia una visita, il dottor Filadelfio Grasso. Ma